L'amore ai tempi del digitale. Sono sempre più frequenti le relazioni che iniziano proprio attraverso il web e spesso sul digitale trovano la loro massima espressione. Identità nel mondo virtuale si intrecciano a volte confondendo finzione e verità e rendendo la gestione della realtà per chi è già emotivamente fragile ancora più difficile. Un suicidio a seguito di una delusione d'amore nata in rete, spiega Cristian Romanello, psicologo, già parlamentare della Repubblica e autore del primo disegno di legge della mozione sulla prevenzione del suicidio, può avvenire se la vittima di catfishing non possiede strumenti utili a rispondere a queste minacce. Per arrivare a pensare di poter porre fine alla propria vita bisogna avere una vita dove non ci sono orizzonti di possibilità, dove una persona percepisce così tanta sofferenza da credere che nulla nella vita e nell'avvenire possa cambiare. L'Ordine degli psicologi si è interrogato sulle nuove dinamiche delle relazioni che nascono e si nutrono ai tempi dei social. Un confronto tra professionisti ed esperti a Padova per analizzare e prevenire i potenziali rischi delle relazioni online. Relazioni, chiarisce Pezzullo, che hanno per certi aspetti semplificato il quadro dei legami, ma per altri lo hanno reso più complesso e ambiguo. È un convegno che abbiamo proprio pensato di organizzare per creare uno spazio di riflessione, di condivisione su questi aspetti. Vediamo purtroppo anche dalle cronache la difficoltà, a volte la complessità delle conseguenze che ci possono essere dopo un rapporto che finisce male o si esaurisce. Però questo, che è un tema classico, se vogliamo, di cui gli psicologi si sono sempre occupati, adesso viene arricchito dall'intersecarsi di relazioni online e offline. Questo va a creare tutto uno spazio di pensieri, affetti, vissuti, relazioni che diventano un po' complessificati da questa intersezione di livelli. E allora abbiamo bisogno di creare dei momenti per riuscire a focalizzare, mettere appunto linee e punti di intervento rispetto a questo tipo di dinamiche.